questa mattina c'era qui tutto il PIL del Veneto, se così vogliamo chiamarlo, e di conseguenza questa situazione in una regione come il Veneto, che esporta il 50% della propria produzione, che è il terzo esportatore a livello nazionale, indubbiamente c'è molta preoccupazione, non solo del mondo dell'impresa privato, ma anche del mondo in generale, di tutta l'economia, che va dal manifatturiero al turismo, al mondo dell'agricoltura, perché ovviamente siamo adesso degli appestati per l'altra parte, per il resto del mondo. Che dati già può dare in qualche modo o stime? Stime nessuna, stiamo vivendo giorno per giorno, ricordiamo che si è aperta venerdì, le aziende hanno riaperto i battenti lunedì mattina, quella che possiamo misurare da subito è il turismo, perché ci sono già state molte disdette, era un settore già fragile perché aveva sofferto soprattutto a Venezia a novembre del 2019 dei problemi dell'acqua alta, e quindi è un settore che è un po' in ginocchio, per la quale abbiamo chiesto anche il ricorso ad ammortizzatori sociali. Non per tempi lunghi quindi? Non per tempi lunghi assolutamente, il mio sistema ormai è allo stremo ed è in grado di fare il donatore di sangue, questa non è una bella definizione ma è quella che mi viene, per un mese e mezzo, non di più. Qualora venisse compromessa la stagione estiva i problemi sarebbero giganteschi. Come Confturismo Nazionale abbiamo fatto uno studio sul nazionale, ovviamente non solo sul Veneto, ma il Veneto, voi sapete, è la prima regione turistica d'Italia. Nel nazionale sono previste, se continua così, con questo trend per meglio dire, per i prossimi 2 mesi la perdita di 40 milioni di presenze turistiche e 21 miliardi di euro di fatturato. Voi capite che sono cifre non sostenibili, abbiamo delle responsabilità anche sociali nei confronti dei lavoratori, abbiamo colleghi che hanno i mutui, abbiamo colleghi che hanno gli affitti da pagare, e quindi adesso stiamo chiedendo col nazionale appunto tutta una serie di moratorie sui mutui, le solite misure d'emergenza, inutile che ve le elenchi tutte, che vengono prese in caso di calamità naturali come questa. C'è invece un numero di eventi sicuro nella prossima settimana o anche ipotizzabile nel prossimo mese che potrebbero, come diceva lei, appunto, preoccupare per la loro soppressione? No, ecco, in questo mese entrante abbiamo la fortuna di essere leggermente scoperti, però i mesi di aprile e maggio sono invece mesi più caldi, che iniziano delle manifestazioni importanti e il settore agroalimentare fa la differenza, quindi ecco, staremo a vedere, quindi temporeggiamo.